allora, qua vende i documenti, arriva intanto al veneziano, su questo non è dubbi. E allora io ho un amico che è un professore a Venezia e sta facendo una ricerca del 1421, del 1400 al 1600 e mi dice che nel 1421 c'è un documento dove il doge ai ragazzi che andavano a scuola e che andavano bene a scuola a fine anno regalava il bussolà. Questo è uno dei primi documenti. Il Petrarca in uno dei suoi libri ne parla come biscotto rotondo dolce, questo tipico tradizionale delle nostre zone, quindi zona del Padovano eccetera. Qua siccome eravamo sotto il Gattamelata, i Brandolini, tutti che lavoravano per il Doge di Venezia praticamente erano i mercenari del Doge praticamente, e forse probabilmente questo qua è arrivato attraverso questi che portavano per il Veneto queste tradizioni eccetera. Questo qua è un biscotto che dalla ricetta di mio nonno io non ho cambiato niente, addirittura ho una ricerca su certi prodotti che metto dentro, certi sapori, e vado ancora dai contadini che fanno dei prodotti a casa per mettersi dentro queste cose qua. Quindi da quella ricetta io non ho cambiato una virgola. Qua c'è solamente uova, zucchero, farina e burro, naturalmente, solo burro. È un biscotto che è buono così, è buono sul latte, ma soprattutto se hai più di 18 anni è buono sul vino. Annegati con questo sul prosecco. Ecco questo qua. Questo ai 100 anni, quando ho fatto i 100 anni, i miei amici mi hanno regalato questo, misura del Buzzolà Cisonese, presa dalla tetta della vecchia Ragadora Chiasarie, la moglie del Mazzarol. Ecco, questa è la forma del Buzzolà che era una volta, che è questo qua. Questo qua.